Buongiorno a tutti, mi trovo a Tragnago, dietro di me la chiesa della disciplina e oggi farò un trekking chiamato la dorsale delle Cinque Valli, fatto in precedenza circa 5 anni fa. Oggi lo ripropongo, farò Tragnago, passerò per centro, dal centro passerò a Mururi, trovo Massimo per una buona colazione, poi farò Romagnano, farò Montecchio, Negrar, guardi là perché sto leggendo altrimenti mi dimentico tutto, e saranno circa 37 km con 1600 metri di dislivello positivo e 1600 negativo. Sarà un trekking collinare, farò la Val di Lasi, la Val di Mezzane, passerò dalla Val Sparanto, Val Paltena e poi Val Policella, quindi ci vediamo per qualche panoramica. Oggi sarò a quote più basse, il vento stamattina si fa sentire, verso sera è prevista acqua, quindi mi devo muovere, e con questo auguro a tutti voi la buona giornata, il buon cammino, ma specialmente la buona Pasqua a tutti. Si inizia. Si parte da qui, si parte dal parcheggio a fianco della chiesa, comodissimo. Prima facciamo un salto a vedere la chiesa della disciplina. Ed ecco qua lo spettacolo della chiesa della disciplina. Bellissimo. Si parte, ecco il parcheggio dove abbiamo parcheggiato, davanti a noi la chiesa di Tragnago, a fianco la chiesa della disciplina, e si parte proseguendo per questa strada e poi attraverseremo. Arrivati a questo punto dritto andiamo verso Giazza, mentre noi gireremo per questa stradina e attraverseremo il semaforo. Ed ecco davanti a noi la prima salita che dovremo affrontare. Dovremo attraversare quella collina. Primo scambio, si gira a sinistra verso Villa Vinker. Arrivati a questo punto il sentiero prende a sinistra. Attenzione perché la prima parte non è molto segnalata, quindi bisogna attenersi al tracciato. Oggi posto da cinghiali, quindi il mantra di oggi sarà, per spaventarli, sarà il menù fisso, che sarà tagliatelle al cinghiale, arrosto al cinghiale, cinghiale con patate. Questo sarà un mantra che bisognerà ripetere molte volte oggi per sfuggire al loro incontro. Sto scherzando naturalmente. Posto fantastico. Appena saliti il bivio noi giriamo a sinistra. Siamo saliti ed ecco qua davanti a noi Tragnago, da dove siamo partiti.
Passiamo davanti a questa cascina abbandonata e il sentiero prosegue sulla destra. Prima difficoltà riscontrata, ho voluto fare il sentiero originale, ho trovato questi alberi, ho dovuto scavalcare. Potete prendere il sentiero sotto che sale direttamente. Oggi il tempo non è dei migliori, ma non importa. Davanti al Tregnago, sopra la collina, in fondo Castelli Lasi. Mentre il vento si fa sentire, ecco qua in tutta la sua bellezza la Val di Lasi. Siamo arrivati all'incrocio dove a sinistra si sale da Mezzane, proseguendo si va verso San Giorgio. Noi attraverseremo la strada, andremo verso il paese di Centro. Passiamo per il paese di Centro, sotto di noi la Val di Mezzane. Facciamo una piccola deviazione e passiamo davanti alla chiesa di Centro. Ecco il panorama che si può ammirare dalla chiesa di Centro. Si può vedere tutta la vallata di Mezzane, stupendo. Qua i primi cartelli che segnano la dorsale delle 5 valli. Infatti a questo punto, mentre il vento si fa sentire fortissimo, sotto troviamo il sentiero che dovremo prendere fianco alle case per scendere. Arrivati al bivio dobbiamo prendere a sinistra verso i Tindi e andremo a Moruri. Andremo a trovare Massimo. Siamo arrivati in località Tindi, una chicca in mezzo al bosco, naturalmente frequentata d'estate. Tindi e scendiamo a sinistra in mezzo al bosco. Come si può vedere si entra in una ficcia boscaglia, quindi il mantra
cinghiale arrosto, cinghiale al forno, tagliatelle di cinghiale, va sempre ripetuto per evitare incontri. Lungo il sentiero troviamo questi omini. Fate molta attenzione al segnale CAI perché la vegetazione è molto fitta, quindi è facile sbagliare. Quindi, come vedete, a questo punto sono ben segnalati. Un bravo al CAI. Ci sono alcuni punti dove prestare attenzione. Siamo scesi di qua, con il bagnato, con le foglie è facile scivolare. Stiamo attraversando il Rio della Val Squaranto. Quindi immaginate voi una volta cos'era la portata d'acqua in questa zona. Dopo una discesa si inizia a risalire di nuovo. Dopo 50 metri la salita troviamo questa stradina che sale, troviamo anche la segnaletica CAI e quindi proseguiamo nella nostra salita. Attraversato il bosco si arriva a questa contrada. Ed ecco la natura pura e sana, eccolo che mi vengono a salutare, eccola qua. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Guardate che bellezza, vero, stupende. Per rendere l'idea, eccola la chiesa di centro. Abbiamo attraversato il sentiero, davanti a noi i Tindi e poi siamo scesi per poi risalire. Nel frattempo i ciliegi sono in fiore. La bellezza di questo sentiero sta anche nei servizi. Davanti a noi abbiamo non una, non due, non tre, 4 vasche da bagno per rinfrescarci. Naturalmente scherzo. E noi proseguiamo verso Moruri. Stiamo arrivando a Moruri. E qui troveremo un cartello da dove è partito questa idea, questo progetto 5 anni fa. E ora andiamo a trovare Massimo.
parte dopo aver mangiato un panino. Buon punto d'appoggio per ripartire. Abbiamo fatto 10 km, ne mancano altri 26 all'appello e proseguiamo lungo questa via. Arrivati a questo punto si gira a sinistra, sentiero 270. A questo punto il sentiero si divide, noi prenderemo il sentiero di destra. Ed ecco qua la vista di Moruri, un paesetto immerso nelle colline con una pace incredibile, dove abbiamo visto un buon punto d'appoggio, la massima. Siamo arrivati a questa contrada nella pace più assoluta, fantastico, dove so esiste una pietra, adesso ve la inquadro, molto ma molto antica, spettacolare, 1864. Ora andremo a Monte Castello, dove una volta sorgeva un forte. Davanti a noi troviamo il cartello che spiega tutto. Monte Castello, siamo a 682 metri, dove è stato distrutto il nostro obiettivo. Monte Castello è stato distrutto nel 1943, ci sono state naturalmente delle vittime, quindi vi invito a guardare su qualche sito e ora saliremo per vedere cosa è rimasto. E siamo arrivati alla cima Forte Castello, vediamo un capitello, e questo era un forte nel 1943. Il vento si è alzato ed è fortissimo, incredibile. Tempo da lupi come da previsione, ma noi proseguiamo il cammino. Scesi da Monte Castello, abbiamo indicazioni e proseguiamo per un tratto di strada sull'asfalto molto corto e di sicurezza. Altro pezzettino sull'asfalto, dobbiamo scendere molto. Il vento si è fermato e quindi il silenzio è assoluto. Siamo arrivati in contrada Margiuni. Guardate
dello spettacolo, della storia di queste case. Piccolo consiglio che do quando ci troviamo in posti dove il cinghiale reggia: battere sempre i bastoni lungo il cammino. Prestare molta attenzione con il bagnato, perché come potete vedere il terreno coperto di foglie e si scivola. Ecco, come si presenta il terreno oggi, è molto ma molto scivoloso, quindi a prestare sempre molta attenzione, mi raccomando. È stata una discesa tosta davvero, perché si scivolava molto ma molto. Ecco qua il cartello che indica dove siamo, mentre questo cartello è stato impallinato, vabbè. E noi proseguiamo per un pezzettino di strada e poi tutta la discesa la dobbiamo riconquistare in salita. Ecco qua il cartello, silenzio assoluto. Il sentiero prosegue per circa 1 chilometro, una strada praticamente vuota. Tra un po' prenderemo il sentiero che sale a destra. Arrivati a questo punto il sentiero è chiuso e quindi faremo una piccola deviazione. Piccola deviazione sotto il ponte. Abbiamo dovuto fare quella deviazione sotto il ponte perché il sentiero è stato chiuso da una parte, ma ci sono le segnaletiche, quindi siamo in regola. E ora ogni metro che abbiamo fatto in discesa prima ce lo riprendiamo in salita. Il dislivello si fa sentire, siamo partiti da sotto e dovremo superare questa collina. Usciti dal bosco prendiamo il sentiero che sale a sinistra. Appena usciti da una bella sfaticata incontriamo questa contrada, è la pace assoluta. Arrivati a questo incrocio, mentre il vento ha iniziato a farsi sentire di nuovo, prenderemo la strada che scende. E dalla collina, ecco davanti a noi Romagnano, che dovrò raggiungere e poi dovrò salire su per la collina. La strada è ancora lunga, quindi
procediamo. Stiamo entrando nel paese di Romagnano, dove faremo una breve pausa e poi ripartiremo. E il nostro sentiero prosegue a destra come da indicazione. Grezzana 35 minuti, sentiero 270. Questo è il sentiero che porta a Grezzana, che tra un po' raggiungeremo. Ecco davanti a noi Grezzana, e questa è l'ultima collina che poi faremo, quindi abbiamo ancora da camminare un pochino, circa un 15 km prima di arrivare a Nagrar. Entrando a Grezzana troviamo questa antica fontana. 5 anni fa era aperta, oggi purtroppo è chiusa, e noi proseguiamo il nostro cammino. Arrivati a questo punto ci sono dei lavori in corso, stanno risistemando il ponte, come vediamo non è in buono stato. Noi passeremo alla destra e andremo verso il paese. Qua la chiesa di Grezzana, dove troviamo anche degli scavi romani, ma arrivati a questo punto giriamo a sinistra e si inizia a salire di nuovo. Arrivati a questo punto prendiamo il sentiero a destra che sale in via Montilessini. Attraverseremo delle villette per arrivare più in su, più in su, più in su. Arrivati a questo punto bisogna prestare un attimo attenzione, perché gli scambi di sentiero sono frequenti, mentre sentite il vento che sta arrivando. Davanti a noi il cartello CAI. Altra faticata, si sale. Attraversata la stradina si entra in questo boschetto fitto, sembra che sia già nato. Ed ecco qua, dopo una bella scarpinata, ci ritroviamo sulla strada. Vediamo il cartello CAI. Ed ecco il cartello CAI che sale di nuovo. Casevecchie 2 minuti, Montecchio 40 minuti, sentiero 270. Siamo arrivati a Casevecchie.
Negrar mancano ancora 2 ore, abbiamo ancora di strada, dove trovate a mangiare qualcosa e noi proseguiamo. Passate a Case Vecchie, proseguiamo in un posto veramente magnifico, bellissimo. Ed ecco qua gli allarmi naturali. Noi proseguiamo sulla destra. Fate molta attenzione a questo punto del sentiero, si sale, si gira a destra e si sale un po'. Dopo 100 metri di asfalto riprendiamo il sentiero sulla sinistra. Ci sono raffiche di vento che sono spaventose. E siamo arrivati a Montecchio. Adesso gireremo a destra e saliremo ancora un pochino. Ecco qua il cartello che indica Negrar 1 ora e 30. Guardate questi cartelli che si trovano qui in zona, giù da noi non ci sono. Attraversata la strada andiamo il sentiero che scende in mezzo al bosco e inizia a scendere. Il fondo in mezzo al bosco è molto scivoloso, quindi bisogna prestare molta attenzione. Abbiamo questi passaggi in mezzo a delle piante cadute che sono stupendi. Qui ci abbassiamo un attimo. Usciti dal bosco prendiamo questo sentierino molto tranquillo, mentre in lontananza il vento porta le buci di Negrar. Mancano 9 km. Mi correggo, ho appena guardato l'applicazione, sembra che le mie gambe volino, mancano 4 km non 9. Ed ecco il brutto tempo che sta arrivando. Dovrei riuscire ad arrivare a Negrar, scamparla anche questa volta. Il mio angelo custode ha protetto anche oggi, mentre l'altro angelo custode mi sta venendo a prendere Negrar. Manca poco, pochissimo, inizio a intravedere delle case mentre il vento mi accompagna nella mia discesa. Ed ecco davanti a noi Negrar, siamo quasi arrivati.
Ed eccoci qua entrati in un'altra contrada, manca veramente pochissimo. Ed ecco che troviamo le solite scritte su dei muri che circondano una vecchia chiesa abbandonata, che però ed eccoci qua tornati in mezzo alla confusione. Oggi c'è festa a Negrar. Buongiorno a tutti, obiettivo raggiunto. Come vedete dietro le mie spalle la chiesa di Negrar. Sono stati 36 km con 1500 metri di dislivello, 10 ore consecutive di cammino partendo da Tregnago e siamo arrivati a Negrar. Il percorso si chiama Le Cinque Valli, naturalmente durante la settimana metterò foto e video che spiegheranno tutto quanto il tracciato, chi lo volesse fare. E quindi non mi resta che augurare buona Pasqua a tutti e grazie a chi mi segue. Mauro, gli amici del Carrega.